Ed ecco l'ingresso di Papa Francesco al cimitero austro-ungarico di Fogliano, dopo aver salutato la folla che lo attendeva all'esterno in questa giornata di pioggia battente che comunque non ha fermato i fedeli. Qui in realtà sono sepolte 14.550 salme di soldati cadute in questa zona. Ecco, vedete l'omaggio floreale deposto subito dal Papa ad una delle tombe di questi caduti. Infatti a destra e a sinistra del viale contrassegnato dai cipressi ci sono 2.550 tombe di soldati identificati, ovvero di soldati che hanno un nome e un cognome sulla loro lapide. Il segno della croce è il momento di preghiera, di raccoglimento del Santo Padre. Niente ombrello a coprirgli il capo dalla pioggia e arrivo a bordo di una Golf. Fu nel solco della semplicità che ha marchiato il pontificato di Jorge Bergoglio sin dalla sua elezione la sua prima visita in Friuli Venezia Giulia. Era il 13 settembre del 2014 con Tele4 che seguì in diretta prima la visita al cimitero austro-ungarico di Fogliano e poi la messa dai gradoni del cimitero monumentale di Re di Puglia che custodisce le spoglie dei soldati morti nella prima guerra mondiale. Proprio su quell'altare sacro il pontefice spiegò il suo concetto di terza guerra mondiale a pezzi. Dopo il secondo fallimento di un'altra guerra mondiale, forse si può parlare di una terza guerra combattuta a pezzi, con crimini, massacri, distruzioni. Un'espressione questa che rimase nella storia per la posizione chiara e netta del Papa contro le guerre di qualunque tipo e il suo strenuo impegno per la pace. Poi quel richiamo al sentire comune, al non mi importa del singolo cittadino non coinvolto, quella lotta all'indifferenza. Mentre Dio porta avanti la sua creazione, disse Re di Puglia, e noi uomini siamo chiamati a collaborare alla sua opera, la guerra distrugge anche ciò che Dio ha creato di più bello, l'essere umano.